Colli senza barriere, dove a guardare l'orizzonte sospesi per aria ci possono stare tutti, senza che alcun limite fisico diventi ostacolo. Non è un posto immaginario, è un angolo che immerso nel profilo degli euganei esiste per davvero. Era il 2005 quando una coppia che si è conosciuta in montagna, in quel di Canezei, ha deciso di aprire un agriturismo sparso qua e là a Teolo. Dopo l'area ristoro e la fattoria didattica, un anno fa, grazie ai finanziamenti della regione, hanno fatto di più. Dei percorsi botanici sospesi tra le querce anche con la carrozzina, tra ponti tibetani, nidi di falchi e aperitivi in quota. Ecco l'angolo alternativo dei Colli Padovani, che guarda giusto la parete di rocca pendice dove in primavera covano i rapaci le loro uova. E naturalmente abbiamo pensato anche di poterli visitare con i bambini, con gli anziani e anche con i diversamente abili che hanno delle difficoltà a muoversi, per cui abbiamo studiato i percorsi in modo che siano appunto percorribili sia con le carrozzelle che anche da persone che hanno difficoltà a muoversi. Però di solito le piante si vedono dal basso, mentre noi possiamo salire sulle querce, le vediamo da in mezzo alla chioma e possiamo immaginare di essere anche un falco o uno degli uccelli che volano qui nella zona e osserviamo da questa posizione, da in cima alla quercia, osserviamo il nido del falco pellegrino che è su Rocca Pendice. A Castelnuovo c'è l'altra parte del lacero campestre, sempre nei boschi tipici della selva locale con querce, faggi, frassini e bagolari, dove gli alberi e i loro frutti, come le ghiande, vengono spiegati da persone esperte come Aldo e si possono toccare, anche se non vedere con gli occhi. Esplosione di sensi e di pace. Il tempo si ferma quassù dove sono benvenute famiglie e scolaresche, ma anche cittadini in cerca di un respiro e magari di una ferrata. Allora, questo percorso acrobatico per disabili come funziona, Marzia? Niente, arrivano qua con le carrozzine oppure con le stampelle e fanno questo percorso in sicurezza, come dicevamo prima, e fanno fino in fondo e così possono anche loro apprezzare un attimo la natura e fare dello sport all'esterno quando per loro delle volte ci sono delle grosse difficoltà. Lacero campestre è rintracciabile ovviamente online. Qui si può mangiare, passeggiare, ci si può perdere in questi sentieri dove qualcuno ti tiene per mano, ma guardi con i tuoi occhi.